Temoscal sembra quasi messo lì per caso. Era un mistero praticamente, è sempre stato un mistero. Siamo andati vicini all'autodistruzione. Questo bunker è stato segreto per molti anni, gli abitanti del posto sapevano della presenza di qualche cosa ma non avevano mai capito che cosa fosse. È il bunker antiatomico più importante delle forze militari della NATO. Non si poteva capire cosa viaggiava in questi cavi. Non esisteva niente del genere ancora fuori se non in ambienti militari. Qui dentro c'erano delle procedure molto severe. Dove stiamo per inoltrarci? Stiamo per entrare nella zona degli impianti. Quest'area era piena di zone riservate e di qui si va in un altro mondo pieno di impianti che erano il meglio della tecnologia ai tempi in cui fu costruito quest'area. Dove ci porta questa uscita? È l'uscita di emergenza e doveva servire in caso di invasione del bunker da parte di un nemico o in caso di incidente che poteva succedere dentro il bunker. Qui c'era personale dell'aeronautica ed era il centro operativo aereo. A noi veniva dato un testo e su questo testo noi preparavamo tutto il supporto grafico. Venivano realizzati dei filmati e il tutto veniva proiettato in questa stanza. Questi bei pannelli davano un po' quel senso di finestra che non esisteva. E quindi dava l'idea di essere in mezzo a una campagna. Uno chalet di montagna. Queste qui sono le camerate, la capienza era di circa 180. Qui c'era la macchina del caffè, il bancone. Questa è l'infermeria. Per il 1° di aprile 2007 tutta quest'area fu smantellata. Nel 2010 lo Stato Maggiore decide definitivamente di chiuderla, diventa struttura non attiva. Il 1° marzo 2018 il Comune di Affi riesce a ottenerlo e siamo arrivati ai giorni nostri.